the wind sings a sweet silence, only birds understand, and green stretches for miles. Sea caresses the sand, in a place I can hide, run away from it all. No more crowds, vacant noise gladly fades to memory. Shambhala is waiting, there's a new life. Far away from this all, only sound is the voice of the mother surrounding me. Shambhala is waiting, live the life you imagine, awaken and reawaken, heaven under your feet, oh imagine, just imagine, one with nature and science, observing firsthand, all my wrongs reconciled, through harmony with the land, in a place I can hide, run away from it all. Eden's a choice, returning with fruit from the tree. Shambhala is waiting, there's a true life, far away from this all, and the stars and the void never cease to astound me. Shambhala is waiting, live the life you imagine, awaken and reawaken, heaven under your feet, oh imagine, just imagine. I always knew I'd leave one day, and a rain showed me the way, wrote myself clues to go back to the garden in my Valhalla. There's a true life, got to shrug and unplug from it all, having done what I can with my heart and my hands now knowing. Shambhala is waiting, live the life you imagine, awaken and reawaken, heaven under your feet, oh imagine, just imagine, living life in the peace, with a dreamer just like me, heaven over our heads, also under our feet, oh imagine, just imagine. I always knew I'd leave one day for my Shambhala. Italia, è una giornata caldissima, ero andato a trovare i singoli giusto per raccontare un po' i cassi miei, non potevano, avevano altri impegni, allora praticamente ho detto vabbè allunghiamo un po', sono venuto qui a Valvasone così lavorerò un pochino con il clima. Quindi cosa significa? Facciamo il test reale del Dometic FJ 1700, l'ho appena acceso e sono le 15:56, andiamo a vedere quanti gradi mi segna il termometro. 32,2 gradi, ok, va bene, questo è il termometro un po' più affidabile che ho perché quello del camper praticamente fa già 38-39. Ok Italia, quindi semplicemente, cioè se io ti faccio i test, le prove proprio al massimo della semplicità, proprio per capire, no, in pratica cosa ti dà, cosa ti offre una cosa. Quindi i gradi te li ho detti, l'orario pure, segniamocelo. Adesso continuerò a misurare non appena la temperatura interna generale del camper sarà
abbastanza piacevole, molto piacevole. Dopo andremo anche a vedere il termometro cosa dice. Nel frattempo, nel frattempo volevo farti presente che tutte, seppur adesso non batta più il sole pesante come prima, ma c'è comunque ancora afa e caldo nell'aria, ok? Questo perché probabilmente c'è di passaggio una nuvola, dopo ritornerà a battere, ma in ogni caso tutte le finestre, come puoi vedere, non hanno l'oscurante, quindi siamo completamente sotto il sole, non siamo all'ombra e non abbiamo oscuranti, cioè quello che a noi ci interessa. Beh, oddio, sì, magari gli oscuranti sarebbe una cosa intelligente da mettere, però il fatto che tu sei sotto il sole oppure no, quello molto spesso non dipende da te, come qui in questo caso non dipende da me. Avevo la colonnina e il posto è sotto il sole. Certo, potevo attaccarmi il generatore, ma quanto vuoi mettere? Quanto meglio è andare in un'area camper gratuita che carichi, scarichi e hai la corrente, quindi silenzio e tutto quanto, e no limits, insomma, te lo tieni acceso H24 e via, fai quello che devi fare. Nel frattempo testo il funzionamento del congelatore a 12 volt, perché bene o male, con la mia calma e tutto quello che vuoi, ci ho messo tipo un'oretta e mezza ad arrivare, no? Un'oretta e mezza di viaggio. Certo, il gelato è ancora duretto, però si vede secondo me che a gas raffredda di più. Adesso, essendo sotto colonnina, è passato automaticamente a 220. Ho scelto di tenere questo frigo in automatico e non sempre a gas, e il motivo non lo so. Per quanto il frigo sia tutto nuovo, visto la camera sia tutta ben coibentata e ignifuga, ho detto ma sì, dai, teniamolo così. Certo, effettivamente tenere un frigo del genere sotto 12 volt è un bel freno per il motore, perché va a utilizzarti l'alternatore. Infatti quando ho acceso il frigo a 12 volt, io ho la cinghia nuova, diciamo, bisognerebbe dargli della pastina per non farla cigolare, no? Quindi quando è in azione, soprattutto tanto in azione, la senti cigolare, no? Questo è normale, diciamo. Effettivamente col frigo acceso, cioè, la senti poletta, no? Beh, però Italia 16:01, cosa sono passati? 10 minuti neanche, devo dire che già la situazione è nettamente migliorata. È ovvio che se dopo uno ha freddo si alza in piedi, o meglio si regola le alette del climatizzatore. Io, come già sai, che ho detto in un vecchio video, le ho orientate tutte verso l'alto in modo da non prendere malanni, colpi alle cervicali e via discorrendo, insomma. Li adoro sti gelati, sono una cosa pazzesca. Li trovi alla Lidl. Oh, ascolta, allora no, una domanda che molti fanno: è meglio il clima, è meglio il diesel, eccetera eccetera, no? Allora, hai visto una vecchia puntata, il diesel bene o male, insomma, lo abbiamo provato, nel senso, ho dato le mie prime impressioni, no? Del Viesa di Fabio, no? Quindi probabilmente cerchi Viesa Fabio puntine o Viesa puntine e troverai il video, no? Per quanto riguarda il clima, invece, il Dometic FJ 1700 lo proveremo in questa puntata, ossia ti dirò le mie impressioni, i tempi, i gradi che ho riscontrato in questa puntata, in questa prova, chiamiamola, no? Però ciò nonostante molti chiedono spesso: ma è meglio il Viesa, è meglio il clima? C'è chi dice è meglio il clima, c'è chi dice è meglio il Viesa, chi al Viesa dice mi trovo benissimo, altra gente che al Viesa dice sono soldi buttati, l'ho restituito subito, eccetera eccetera eccetera. Questo probabilmente perché dipende dal luogo, ossia da quel che ho capito, se vai in un luogo, le mie parole sono solo mie interpretazioni, se vai in un luogo con un alto tasso di umidità, con il Viesa fai solo peggio, in quanto è una sorta di umidificatore, non deumidificatore, no? Però cos'ha sto Viesa? Perché è famoso sto Viesa? Sto Viesa è famoso perché va a 12 volt. Cosa significa? Che puoi utilizzarlo senza attaccarti alla colonnina oppure senza attaccarti a un generatore, ok? Quindi puoi utilizzarlo sempre, comunque e ovunque. Nel mio caso ho scelto ovviamente il clima perché io avevo un generatore integrato, quindi non esiste meglio il peggio, cosa scelgo, no, dipende tutto dalle tue esigenze o soprattutto dal tuo stile di vacanza, di andare in camper e girare in camper, perché sai, non dico assolutamente che è sbagliato, anzi, ma c'è moltissima gente che ad esempio il camper lo usa solo e esclusivamente in campeggio. Quindi se uno va a farsi sempre i weekend o le vacanze in campeggio, perdonami, ma che senso ha prendere il Viesa? Prenditi un bel deumidificatore come questo qua, tanto il prezzo è quello bene o male, no? Questo qua tra l'altro ti fa anche da deumidificatore oltre che climatizzatore, e oltre che, vabbè, pompa di calore, ma quella è una cavolata, no?
non ti scalda nulla, cioè fa appena aria tiepida in pieno inverno, quindi non tenerlo buono come riscaldamento, mi raccomando. Contemporaneamente, se invece uno ama star sempre in libera, sta sempre in libera, o comunque la maggior parte delle volte sta in libera, ossia non attaccato a una colonnina, magari non ha il generatore integrato, oppure non ha il generatore, oppure va in certi luoghi dove non si può accendere giustamente il generatore, allora in quel caso come fa? Gli tocca prendersi il DESA, cioè, capito? Nel senso non c'è altra soluzione, come fai a usare il clima? Ok? C'è effettivamente una terza soluzione, però stai molto attento, ragazzo. Allora, la terza soluzione qual è? È quella di bombarsi di pannelli solari. Tipo, il mio impianto terrebbe tranquillamente il climatizzatore, ok? Ovviamente è quando c'è luce che gli sbatte dentro. Però cosa succede? Quando il sole va giù o quando è sera, tu comunque hai bisogno, hai voglia, ti sei abituato al climatizzatore e continui a usarlo. È vero, le batterie, se tu prendi tipo 4-5 batterie da 100, te lo possono fare andare per un bel po' di ore, no? Tranquillamente. Però cosa succede? Il climatizzatore è vero sì che dura ore con quelle batterie là, ma le fa scaricare molto velocemente. Fallo una volta, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 e la batteria dopo non canta, cioè non funziona più, hai capito? Perché le batterie non vanno scaricate troppo velocemente, ci sono delle operazioni che danneggiano le batterie, tipo scaricarle troppo velocemente, il tenerle troppo tempo a basso voltaggio, eccetera, hai capito? E quindi anche lì, se uno è disposto a, tra virgolette, rischiare le batterie, certo è una cosa che può fare. Oppure se uno è disposto e dice ma guarda, io lo voglio utilizzare solo esclusivamente quando c'è sole, quando va via il sole e vedo che mi sta usando le batterie, spengo il tutto, vabbè, insomma, può starsi anche quello, insomma. Certo i costi si alzano notevolmente, voglio dire, io questo mega impianto non l'ho fatto certo per il clima, l'ho fatto per lavorarsi al PC, insomma, perché come ben sai faccio grafica, no? Quindi sì, reputo personalmente, ma sottolineo 1000 volte personalmente, chissà che schifo di audio che senti col clima che funziona, la scelta migliore era quello con l'antenna alzata. Vabbè, si accorgerà prima o dopo. No, va a scaricare, no, è andato a scaricare, tranquillo. Pare che sì, non era così bastardo. Comunque reputo appunto per me personalmente la miglior soluzione aver staccato dall'inverter il climatizzatore e il forno elettrico e di utilizzare questo forno elettrico e questo climatizzatore solo esclusivamente in colonnina oppure tramite il mio generatore integrato che va a GPL. Solo non so, perché ho dubbi, cioè della serie, quando c'è quel caldo, no? Il climatizzatore è anche coibentato, no? Bene o male, è lì chiuso, e dici non lo so, con 44 gradi fuori sto generatore è comunque un motore, non è che si surriscalda, dopo per carità dici vabbè, motori Yamaha sono studiati apposta, che ne so io, però insomma hai capito, non so se sia una cosa fattibile far andare per tutta l'estate, tutti i giorni, sempre il climatizzatore sotto il generatore. Oh Italia, spero di essere stato chiaro, spero di aver esaudito, diciamo, le tue richieste, no? E come si dice, appianato i tuoi dubbi. E cavolo, questo però sarà un test a metà farlocco, perché sta iniziando ad annuvolirsi. Cioè c'è sempre il caldo fuori, hai capito? Il camper era bello caldo perché abbiamo fatto il viaggio, 6 finestroni, il motorhome e tutto. Non ho acceso il clima in viaggio né niente, però insomma non siamo più sotto al sole. Avrei preferito fare il test completamente sotto al sole. Comunque chiudiamolo così, ovviamente nelle prossime puntate ti dirò comunque le temperature, quanto ci mette il clima ad arrivarci. Allora Italia, prima che io torni a lavorare, ossia prima che io me ne dimentichi, si sta tremolando tutto perché ho la fotocamera in mano e ha il suo bel peso, volevo dirti che il termometro che abbiamo utilizzato è dietro nel letto a castello sopra, quindi intanto il caldo va verso l'alto, no? Primo. Secondo, non gli sta andando direttamente l'aria del clima, ok? Cioè tipo io ad esempio qua sto freschissimo, andiamo a vedere lì nascosto, imbucato in alto a quanti gradi è adesso. Che ore sono? Fermo, è vero, devo dirti anche l'ora. Le puntine del mondo 16-12, andiamo. 30,7 gradi, cioè cos'è stata la mia presenza? Era 36, mi sono avvicinato e è andato a 37, cioè sarà il calore che emano. Adesso sì che fa caldo, porca miseria, adesso mi sono spostato dentro in camper, sono andato a far fare il voletto al drone che probabilmente troverai nella sigla iniziale o qualcosa del genere.
fermo, che lavoro troppo, sono staccanovista. Allora, ho 28 gradi,3, ok? Piglia qua, guarda. Tac, 28,3, vediamo che ore sono. Il singanolefono dice che sono le 17:49. Ti dirò, non so quanto raffreddi bene tutto il camper, però ti dico per certo, ma veramente per certo, che se il clima butta addosso a te o addosso al letto dove dormi, veramente stai da Dio. Sì, beh, nel mio caso ovviamente arriva giusto nel letto, quindi sono strafelice. No, aspetta un attimo, prima di chiudere, un'altra cosa che vorrei far notare, no? Se con un climatizzatore, diciamo, la temperatura interna non è proprio soddisfacente, cioè a meno che non gli stai sotto, per carità, allora li ti ghiacci. Col Viesa, aspetta, però vediamo che la temperatura del camper è segnata come 26 gradi dal telecomandino, quindi probabilmente sì, il 28 è anche un po' inaffidabile quello di quel termometro, però insomma abbiamo visto quanto tempo ci ha messo a arrivare da cos'era 32,5 a 28. Oh, porco Italia, guarda sto camper, guarda, qua barchetta perfino addirittura, cioè io mi faccio problemi se prendermi il gommone gonfiabile o no, da mettere sotto al posto della ruota di scorta, e guarda sto qua.